c'era una comitiva di turisti, presumibilmente sudamericani, che stavano tenendo fermo un ragazzo, che poi ho scoperto un ragazzo veneziano, e mentre lo tenevano fermo, mentre sono arrivato, ho visto che uno di questi gli ha sferrato, nonostante il ragazzo fosse inerme, un calcio in faccia in modo abbastanza brutale. Il consigliere comunale Paolo Ticozzi è ancora scosso dalla scena a cui ha assistito casualmente domenica. Un giovane veneziano, scambiato per un borseggiatore da un gruppo di turisti, è stato bloccato a terra e picchiato in pieno pomeriggio a dorso duro. Un'aggressione violenta, secondo alcuni termometro della tensione che si respira in città, con bande di borseggiatori che scorrazzano lungo tutti gli itinerari più affollati tra l'altro da fiumi di turisti di ogni genere. Questa cala piuttosto stretta proviene dal ponte dell'Accademia, dopodiché proseguendo si arriva a Santa Margherita e quindi a Piazzale Rome alla stazione. Questa di Dorsoduro è una delle direttive principali che percorrono migliaia di turisti al giorno ed è qui, in questo punto, che si è verificata l'aggressione che ha avuto come vittima un giovane veneziano. Finché io arrivavo ho sentito delle forti urla che in parte erano anche di persone che stavano assistendo e che chiedevano di fermarsi a queste persone che stavano facendo il pestaggio. Quando poi sono arrivato, appunto, io la scena che mi si è impressa nella mente è stato questo calcio in faccia al ragazzo, veramente brutale, era inerme, era bloccato, non c'era motivo, è stato davvero un eccesso di, non si può neanche dire legittima difesa, ma una reazione spropositata. Immediatamente allertati, forze dell'ordine e sanitari sono intervenuti in poco tempo. Secondo alcuni presenti, tra l'altro in zona, erano state appena viste due note borseggiatrici. Il giovane è stato dimesso con una prognosi di una trentina di giorni per le conseguenze dei traumi subiti durante l'aggressione.